Veneziano, continuiamo la stagione con il Leeds e Fioi se vogliamo l'Europa League, perché la dirigenza vuole la salvezza, noi vogliamo l'Europa League, dobbiamo vincere partite come queste contro il Southampton. Qualcuno mi ha consigliato di non fare l'allenamento, diciamo, automatico per avere dei voti migliori, però vediamo, io vorrei più dedicarmi al calcio giocato, sinceramente. Ho troppa voglia di questo Leeds. Dal primo minuto dopo Ok, bello, mi fa piacere. Sfida che sta per cominciare, mettetevi comodi. Siamo in diretta al St. Mary's Stadium dove sta per andare in scena questo match. Pierluigi Pardo vi saluta e vi ringrazia per aver scelto ancora una volta le frequenze di EA Sports. Le frequenze. Anche per questa partita vi avvarrò del contributo di c'è Rugani nel Southampton, quindi c'è la gnoccolona di sua moglie e c'è anche la mamma di Zaniolo, quindi Mone allo stadio. E Leeds United. Si è parlato molto nei giorni scorsi di questa sfida e vedremo come l'avranno preparata i due allenatori. Doriano fa uno stop meraviglioso. Un gol nei primi minuti potrebbe cambiare tutto e regalarci una partita giocata a viso aperto. Oh, cominciamo. Occhio al contrasto. Comincia il tiki-taka stile Barcellona della Southampton, benissimo. È la cosa che fa più nervosire in assoluto della CPU. Può portarsi in vantaggio. È una roba che ti fa schizzare. Ordinaria amministrazione questa per il portiere che però poco prima aveva fatto davvero un miracolo. Ma credo che la rivedremo spesso. Oh, la prendiamo, perfetto. Vai Nick. Dobbiamo far svegliare Rodrigo, però non ci credo. Ha salvato. No, non so se avranno fatto piacere o meno al tecnico. In molti si sono chiesti se fosse in grado di recuperare per questo match, almeno per la panchina. Invece non solo sembra essersi completamente ristabilito, ma va addirittura in campo dal primo minuto. Non è mai facile dare giudizi in questi casi, bisogna roba nostra. Tutta la situazione. L'unica cosa certa è che oggi gioca, segno che è clinicamente guarito. Clinicamente. Dovrà probabilmente lavorare per tornare al 100%, questo è fuori di dubbio. Senti, non ama. Rodrigo. Vai Doriano. Non buttano via il pallone, preferiscono aspettare il momento giusto. Bellissimo. Occhio al suo movimento. Rodrigo. C'è mancato no, ma Zaniolo no. Era soltanto angolata un po' troppo. Il potere non ci sarebbe mai Mamma mia ragazzi, di scandali però in campo, Io ci provo oggi anche. Devono dimostrare di aver superato lo shock della sconfitta. Ma che shock, ero contro squadroni. Una sconfitta, quell'1-0 che non ci voleva e che potrebbe ottimo, vai Doriano. Colpisce il cuore. Ha calciato con forza dalla se noi dominiamo vinceranno loro, ve lo scommetto già. Ha dato l'illusione del gol da qui, Ha poco da rimproverarsi. C'è un gol a Old Trafford, andiamo a eccole qua. Prima rete del match per il Manchester United. Si sblocca dunque il match 1-0 dopo 21 minuti. Questa vocina è meravigliosa, che bello questo ragazzetto, mi fa morire. Ciao, gol del Manchester. Ah, vaffanculo, va. Intervento che vanifica il buon mamma mia, quanto rischiato, quanto sto rischiando. Al primo tiro per poco era gol. Ha letto molto bene l'azione e recupera. Guadagna metri. Redmond. Partita non facile. Aljunnin. Pallone invitante. Difensore che no, capisce tutto, diventa un'occasione interessante. Dopo noi la regaliamo, dopo un rigore bene al difensore. È andata bene, era rigore forse. Intervento deciso. Dai. Bravissimi. Gray però me lo godo, Dai Gray. L'arbitro ha concesso un penalty in favore del Liverpool. Occasione per passare in vantaggio. Vai cazzo! Ma no, così. Rafinha. Murato dall'intervento del difensore. Pallone perso. Guadagna metri. Il rigore? Ma dimmi il rigore. Buona l'idea. Bellissimo. Rodrigo. Bello sto tiro. Impresa sicura. Erano i favoriti alla vigilia, in cui però non sono riusciti a imporre il loro gioco, la loro maggiore qualità. Basta. Vai Nick. No, non devo tirare da là, però. I meriti degli avversari stanno facendo troppo poco per vincere. Sì, insomma, però sto facendo più io. Adesso segnano loro, eccolo qua. Fuori gioco, che non è. Buona posizione. Bravissimo, Milenkovic sta giocando benissimo. Benasser. Tocco per Rodrigo. Bellissima stazione però Raff. E silenzio, cazzo. 1-0 Rafinha. Bellissima, guarda che belli.
Ripartenza Siamo una squadra giovane, si è presentato solo un po', davanti al portiere. un po' E non ha curiosa. sbagliato. Sfruttato alla perfezione. Finalmente arriva il gol però. Che gli è Non capitata, posso dare tanto, bravo. ragazzi, sono le 2. World Pros. Ok, primo tempo che lo chiudiamo in vantaggio meritatamente. Ok, adesso calma Comincia ora la seconda e portiamo a porzione di cercare i gioco. 3 punti. Vai Rodrigo. Non perderla, buttala in mezzo piuttosto. Palla allontanata, Mamma mia, pericolo bene a sé. scongiurato per la difesa. Serve Vogliamo il Nicolò gol di Zaniolo. Nicolò o di Nicolino. Sventa un'azione davvero pericolosa. Dai, un altro gol, niente. Stiamo attenti alle Armstrong. ripartenze, bravissimi. Vai Nick. Bravo Nick. Rodrigo. Ma dove cazzo? È cambiato intanto il risultato a Old Trafford, sentiamo. Seconda rete della partita per il Manchester United. fa piacere. Punteggio che ora è sul 2-0 quando sono trascorsi 54 minuti sul cronometro. Grazie caro. Perfetto, grazie della giornata. Grazie amore, grazie. Sembrava uno dei tanti obiettivi di mercato e invece era una trattativa vera e propria che si è chiusa positivamente con l'accelerazione e la firma in queste ultime ore. È tra i giovani prospetti più apprezzati in Bravissimi. circolazione e può migliorare ancora parecchio. Ha già dimostrato di avere mezzi Ok, fisici vai e Raff. tecnici Raff, mettimela in mezzo bene. Può crossare. Altro tentativo. Poteva essere Non ci il gol credo. della sicurezza. Sì, una vera buona occasione questa. Mamma, quello sto buttando via per chiuderla. Però stiamo giocando bene, questo sono contento. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto. Merda. Sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. È in buona posizione. Attenti, attenti. Guarda, guarda, quando succedono situazioni sono pericolose, raga, lo conosco, Fofa. Redmond. Ings. Occhio. C'è spazio per il cross. Ings. E invece... Guarda, non la posso rubare. Sì, è gol. Cosa vi ho detto? Lo conosco troppo bene FIFA, non puoi prendere la palla e perdi. Dunque, 1-1. Incredibile, incredibile. Non bastano gli script in Ultimate Team. Che vergogna, mamma mia. Si è visto lontano un miglio che dovevo prenderlo. Brutto, molto, proprio questa non mi è piaciuta. Proprio perché si è capito troppo prima che prendevo il gol. Per la sua formazione. E secondo me la scelta è giusta, al momento giusto, Pier. È una cosa Se non brutta ho perché... capito male, c'è stato un calcio di rigore in uno degli altri match. Sentiamo Ma lo me ne studio. frega un L'arbitro ha cazzo. concesso Sì, il adesso devi penalty perderla, ai dai. padroni di casa. Il tentativo di trasformazione non è andato a buon fine. Deviazione beffarda della traversa. Godo. Palla che è Che rimbalzata bello al di però qua sti della linea commenti. bianca. Sì, però sto gol preso è una vergogna, Rodrigo, fai cagare i morti. Mettiamo Hernandez, mi dispiace togliere Zaniolo però. Dai, proviamo. Andiamo un po' Match di... che resta apertissimo. 2-1 il punteggio quando siamo Mettiamo un giunti po' di forze al fresche. 73esimo. Buono. D'accordo, grazie. Vai Harrison. Entrambi gli allenatori inseriscono Hernandez, energie nuove appena in entrato. campo. Tempismo perfetto. Evidentemente aspettavano che uno dei due facesse la prima mossa. Lunga. Beh, bello Hernandez. Ci sarà la touche, la rimessa No, laterale. proprio un passaggio perfetto. EA Sports vi offre la gara interna di Premier League. Incredibile, prendere un gol così. Armstrong. Schiamano di pareggiarla, però da muovere la classifica, è un altro pari. Occhio. interessante. No, la perdo, la perdo. Ings. Guarda, Grande tempestività di questo impressionante, intervento. tutti i rimpalli sono loro. C'è un gol a Old Trafford, andiamo Ancora. a sentire subito. È arrivato il terzo gol per il Manchester United. Risultato che li vede avanti 3-1. Dai, Il Rafinha. cronometro segna l'84esimo. Potevo Grazie. fare più volte il Ci provano 2-0 ancora, ma non e è l'ho finita, pagata. vogliono vincere. Allora Grande no, tempismo e non di azzeccano Santi. più un passaggio. Che belli che sono. Palla consegnata agli avversari. Ai, 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 vai.
Stiamo entrando nei minuti finali, ovviamente si cerca l'intuizione giusta per cambiare il corso. Riusciamo a fare un passaggio degno di questo nome. Oriol Romeu. L'arbitro ha concesso un solo minuto di recupero. La squadra deve trovare gli automatismi, siamo appena iniziata la stagione e tutto, però Rugai. questi erano 3 punti meritati, perderli così con un gol scriptato, sei sul cazzo. Va bene. 7 tiri a 3. Buttata via, vai. No, ve le risparmio le interviste. Sinceramente meritavamo noi, però purtroppo siamo stati sfortunati. Dallas non rompere il cazzo. Ora vediamo quale notifiche. Va bene, adesso abbiamo... no, cazzo vuoi? Partita col West Ham, intanto salviamo. Niente, non riusciamo a muovere la classifica in maniera importante, siamo 12esimi, vediamo un po' la situation. 5 punti, vabbè, le prime 4 sono già, vabbè, chiaramente il nostro obiettivo però non è la Champions ovviamente. Adesso vediamo in casa col West Ham, non ci sono scuse, la squadra ancora c'è, mettere titolare, vaffanculo. Bisogna avere pazienza, raga, bisogna avere pazienza. Comunque i giocatori stanno migliorando, anche con allenamento non fatto, diciamo, ad hoc. Diluvia Alan Road, bene. Che promette scintille. Qua vinciamo. Per 90 minuti di vai, voglio dare la prima vittoria ai miei tifosi, cazzo. Qui con me per il commento tecnico. Diluvio amici appassionati dell'Alan Road. Inglese, non perdetevi questo match di Premier League. In campo Leeds United e West Ham United. Pronti per questo match di campionato. Il campo è pesantissimo. Grandi cose, o almeno è quello che si augurano i tanti tifosi presenti allo stadio oggi. E ovviamente ce lo auguriamo anche noi, Pier. Sì, no, non cominciamo male, per piacere. Spettacolo. Bravissimo, Milenkovic mi sta piacendo tantissimo. Gli acquisti mi stanno piacendo tutti comunque. Rodrigo mi fa cagare. Gray. Bravissimo Doriano. Zagnoletto. Bello, un tiro emozionante. C'era la potenza, non la mira. Palla che è terminata fuori, da apprezzare comunque il tentativo. Perché i miei tifosi hanno fatto uno striscione, Cume, portaci la vittoria. Prima rete della partita per il Liverpool. Si sblocca dunque il match. Solo gioco sempre con Liverpool. Perfetto, grazie. Lanzini. Bravo Benasser, bravo. Ferma l'avversario. Perfetto, vai Doriano. Ha mostrato fin qui grosse difficoltà in zona gol, non per niente il loro attacco è il peggiore del torneo. Ah beh. Hanno evidenziato grosse difficoltà in avanti. No, bellissima, cioè, sono quelle notizie che mi fanno godere. Zaniolo. Essere il gol del vantaggio. Super portiere qui, peggior attacco della Premier. Palla toccata corta. Palla allontanata dalla difesa. Stupiremo il mondo, raga. Doriano. Bravissimo qui il difensore che recupera. Non riusciamo a sfondare. C'era fallo ma si gioca per il intervento pesante. Giusto non interrompere l'azione qui. Prova a correre il West Ham lungo la fascia laterale. Mario Rui. Intervento deciso. Buono. Subito Molineux, ci sono novità. Prima rete del match per il Wolverhampton. Risultato che no, ma no. 1-1 dopo 21 ma un passaggio, un bel passaggio bellissimo, questo è un bel recupero. Benasser comincio a godermelo, Si avvicina all'area. Rodrigo. Porta avanti il pallone. Intervento provvidenziale del in ogni caso Murati. Ha evitato un gol fatto. Sono troppo sempre col piede debole, cazzo, è quello che mi frega anche. Ma non ho mai spazio. Lanzini. Risultato di parità, si affidano al giro palla per superare la difesa avversaria. Sì, il giramento di balle. Haller. No. Bravissimo, ancora Milenkovic. Hanno pareggiato l'ultimo match in trasferta. Sì, lo so. Il pareggio con Dio. 1-1 dell'ultima giornata è una mezza sconfitta, effettivamente così.
ma secondo me anche oggi dovranno È vero che la mezza sconfitta meritavo di vincere, sti qua fanno un tiro e segnano. Cresswell. Bravissimo. C'è l'errore, palla A recuperata. centrocampo ne stiamo recuperando tante di palle, però. Stiamo ancora aspettando il primo Dio gol Cristo, del in attacco match. che facciamo cagare i Situazione morti. in totale equilibrio, come evidenziato anche dal dato sul possesso palla. Partita rischia di trascinarsi stancamente sulla 0-0 se non succede qualcosa. Serve un Nava, stai episodio. zitto. Guarda quanti Attenzione, recuperiamo a ci sono centrocampo, novità, quante Villa Park, intercettazioni. andiamo a sentire. Prima rete della partita per il Newcastle. Si Adesso sblocca fanno dunque il il tiki-taka. match. 1-0, sono 39 minuti sul cronometro. D'accordo, grazie. Azione che si fa interessante. Bravissimo, dai. Perde palla. Concede la Ammonito. touche, la rimessa laterale. Concediamo la touche. Ah no, ok. La norma del vantaggio, è arrivata l'ammonizione. L'arbitro Era non ha mia la fermato rimessa. subito il gioco, ma la prima occasione è intervenuta. Una grande interpretazione. Io sto tentando forse passaggi forzati per i giocatori che ho, per carità di Dio, non lo metto in dubbio. Però devo anche rischiare, cazzo, perché sennò Padroni di casa Beh. fermati sul pari nella prima metà di gara. non ho tempo. Rodrigo almeno è veloce. Hernandez però è lento. Vai, proviamo così. Pazzia comendiana con Zaniolo falso 9, diciamo. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Rodrigo veramente mi ha stancato, cioè non fa niente. Peggiore in campo sempre. Haller. Fallo leggermente di Probabile frustrazione. arrivo per questo intervento. Non ci sono dubbi qui, ammonizione. Ci sta tutta, ci sta tutta. Ok, Legge roba bene, nostra. una situazione pericolosa. Vediamo se con qualche cambio, diciamo un po' pazzo, riusciamo a fare qualcosa. Ma perché di Ha là? messo a segno un colpo importante con l'acquisto di un calciatore Ma sul che roba quale è? c'erano gli Ma occhi che anche di roba? No, altri vabbè, ma club. questo passaggio è vietato, cioè è vietato per i deboli di cuore, Andiamo a cazzo. Birmingham, ci sono novità dal Villa Park. È arrivata la seconda rete per il Newcastle. Punteggio che ora è sul 2-0. Tutto il mondo segna dopo tranne 53 noi. minuti. Grazie dunque per il tuo aggiornamento. Buone qualità di palleggio quest'oggi. Perdono il pallone. Non è... ma... No, il joystick rotto, non so più cosa Stanno dire. sbagliando poco nel possesso palla. Recupera palla e fa ripartire. Ci diamo i una suoi. svegliata? Che tifoso è che ci esonerano qua, ho capito la salvezza, però facciamo veramente... Pallone riconquistato agli Dio avversari. Pontatus. Regala qui il pallone. Dai, Bennacer. vai Ben. Niente, siamo sempre marcatissimi. Muovono il pallone senza fretta, aspettare il momento giusto. Niente, tutti baresi gli avversari. E i miei non si smarcano. Perdono il possesso del pallone. Arbitro che concede il vantaggio. Sì, scelta giusta. Era solo una vittoria col City, però è a Viene sul campione. pallone, non c'è fallo. Occhio al pallone filtrante. Attenzione Ailing, attenzione in avanti Ailing, ti prego. Palla gol questa. E vaffanculo, 1-0, e vaffanculo. Adesso vedremo se cambierà la partita. Bello come il sole di notte. Eccolo il replay del gol. Calma. C'è da sottolineare la palla filtrante con cui ha liberato il compagno al tiro. Ripartenza Mi segnano i micidiale, terzini, l'attaccante Fioi. si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato la perfezione. Beh, Benasser, la corri, chance, ma non far fallo che da gli è ammonizione, perché capitata, sennò so bravo. cazzi. Haller. Adesso vediamo se riusciamo a tenerlo. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Sì, c'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. Mario Oddio, Rui. cominciano, quando cominciano... Eccola là. Allora, se prendo ancora gol così, Lanzini. spacco la Occhio, testa. Si gioca a norma del vantaggio. Salta l'uomo, attenzione. Difesa in difficoltà. Bravi. Buttala su. Allontana Ma- la minaccia. Va bene però. Lanzini.
Palla per Haller. C'è Ma spazio, scappa via! Grande portiere, ma mi scappa via. Un intervento che salva il risultato. Era sfuggito alla guardia dei difensori, ma non aveva fatto il Ti conto prego, del portiere. per piacere, portiamola a L'allenatore casa. sceglie dunque questa soluzione, vuole deviazione di testa innocua che non crea problemi al portiere. Intervento comodo il suo. Vai Doriano. Alioski. Grande atmosfera. E la perdiamo spazio, subito. Momento chiave della gara per modificare le sorti del Roba match. nostra, roba Risultato nostra. in bilico, un eventuale gol adesso potrebbe rivelarsi decisivo. Teniamo palla, visto che teniamo manca palla. ormai poco alla fine. Teniamo palla, ragazzi, me ne fotto. Mancano pochi minuti, tutto può cambiare. È un finale Ma perché si era rivolto a Benasser? Siamo entrati negli ultimi Bravissimi. 5 minuti di gara. È meglio non tenere palla perché rischiamo di far peggio, va. Vai Ben. Benasser. Muovono bene il pallone. Vai Rafinha, vai Rafinha. Può metterla in area. Bellissima questa. Vai, chiudiamola, Zaniolo. C'è mancato poco. No, vabbè, ma Zaniolo è una sfiga, però, mamma mia, era gol questo. Il portiere non ci sarebbe mai arrivato. Peccato. Ti prego, arbitro fischia, Ci andiamo a sarà un casa, andiamo a minuto da casa. recuperare, come indica il quarto uomo. Rice. Yes, Arriva la il portiamo a tempo di casa. Si impone la squadra di casa. Con fatica, ma la portiamo a casa, Beppe. Pian pianino, ragazzi, pian pianino. 5 tiri a 2. Facciamo poco, ma concediamo anche poco. Vabbè, questa la godiamoci la prima vittoria. Hanno giocato meglio, assolutamente. Sì, lo sapevo, io so tutto. Ok, perfetto. Cosa vogliono qua sti stronzi? Perfetto. Grande, vecchio, grande. Basta, hai rotto i coglioni, Dallas. Hai rotto i maroni. Decido io chi gioca. Qua andiamo qua. Vai. Tanto vedo che migliorano lo stessi giocatori. Ok, siamo in la Carabao. La Carabao, dai. Terzo turno, speriamo. Sarebbe importante andare avanti. Diamo ancora fiducia, però Koch è stanco. Ok, mettiamo l'Oriente. Qua effettivamente... Guarda, ti porto via. Magari ti metto al secondo tempo. Vai. Questa dentro o fuori, dobbiamo cercare di vincere. Anche se le coppe non sono tra i miei obiettivi principali, perché comunque non ho una rosa tale da poter gestire le 5.000 partite in Inghilterra. Gioca di Hawthorns, meta ideale per Vai. assistere a una gara di calcio. Grande atmosfera qui. Carabao. Un saluto anche a Stefano Nava, accanto a me per il commento tecnico. Coppa protagonista con questa sfida secca eliminazione. Vabbè, almeno è arrivata una bella vittoria in campionato. Bella, una vittoria in campionato. Entrambe puntano alla vittoria per passare il turno decisivi, i prossimi 90 minuti. A non sbagliare Vai, Zaniolo. l'approccio alla partita. Si deve svegliare qua, Nick. Catechizzato ad avere i propri giocatori sotto Mamma mia, cosa ha fatto? Qua Rodrigo ha fatto una bella cosa. Zaniolo. Attenzione, occasione importante. No, vabbè, ma porco Diaz. Con questo tiro a giro. Poco fortunato, direi, l'attaccante ha provato a piazzarla. Ora sto bestemmiando dentro di me, ve lo dico, cioè, in polacco antico. Zaniolo. Rodrigo, due belle giocate. Punta alla porta. Era stato bravo a liberarsi, decisamente. I tiri a giro in carriera non puoi farli. Gli è mancata la lucidità necessaria per battere a rete. Ho sprecato già 2 gol praticamente, 2 azioni devastanti. In verità c'erano anche colpe mie, però non penso solo colpe del Kuma, sinceramente. Non mi addosso tutte le Palla colpe. che esce, touche, rimessa laterale. Rodrigo due bei assist però, dai.
Palla per Zaniolo. Alla terza. L'occasione per Zaniolo. Vabbè, ma Zaniolo, ma c'hai i piedi quadrati, cazzo, sei di sinistro che di destro. È uscito davvero d'un niente. Però giochiamola, ci siamo. Almeno I imponiamo. protagonisti certamente più attesi di questa sfida, non potrebbe essere altrimenti. È un Comunque Rafinha, dato disponibilità di là, buono. Velocità. Possiamo Che cambiare gli permette anche. di svincolarsi dalla marcatura e di I giocatori possono giocare su destreggiarsi più alla ruoli, grande sia negli importante. spazi stretti che in campo aperto. Altro bel Palla recupero. che torna in possesso. Fa su la palla con intervento Murati, duro, però stiamo giocando ma solo noi. regolare. O'Shea. Rangel. Attenti. Niente. Taglia fuori sul pressing avversario. Ecco, queste sono le cose che non sopporto. Quando fanno sti giochetti qua, sarebbe da bestemmiarli in cecoslovacco, finnico. Cerca di Al primo tiro, gol. 1-0, arriva il primo gol dell'incontro. Siamo Hanno aperto sotto. le marcature con questo gol. 1-0. Dopo 3000 occasioni sprecate, arriva il golletto del West Bromwich. Bene. E dai, però. Non disuniamoci. Harper. Si è sbarcato con gran classe qui e qualità. Vai Milenkovic. Pallone riconquistato dalla Possiamo squadra pretendere sti avversaria. passaggi da Milenkovic, peccato però. Ma le occasioni le ho avute per segnare. 3 occasioni nitide da Zaniolo sbagliate. Rangel. Certo che loro il primo tiro di merda. Dopo i soliti loro Buono giochetti. qui il tiki-taka del West Bromwich. Phillips. Regalano palla agli Bravo avversari. Phillips. Mezzano di farti perdonare 3 errori, di cui 2 scandalosi. Rodrigo. Bravo Rodrigo, giocando bene oggi Rodrigo. Vai Spazio davanti a Doriano. sé. Gol. Prova a calciare. La Siamo mette ancora dentro. vivi, cazzo. Adesso è tutto in parità. Bravissimo. Siamo Bravo di nuovo in Rafinha. parità, grazie al gol dell'1-1. Buon giocatore Rafinha. Gran bel giocatore, lo sappiamo. Ma Doriano comunque ha gli assist di Doriano, ragazzi. Anche Rodrigo bene, Zaniolo purtroppo mi sta acciccando troppe occasioni. Agassi. Quindi qualche allenamento lo farò, dai, per migliorare la finalizzazione, perché sembra una pippa obesa. Tiki-taka. Harper. Bravo, Benasser, però mi sta recuperando tanti di quei palloni. Vai Rodrigo. Rodrigo, questa è tua. Rodrigo, questa è tua. E vaffanculo, rimonta completata. Col gol del vantaggio adesso ovviamente potrebbero trovare spazi in contropiede, Stefano. E Grande questa, Liz. Pier, è un'analisi tattica perfetta. Condivido tutto quello che hai detto. Anch'io condivido tutto. Il punteggio adesso è di 2-1. L'abbiamo ripresa, raga, non perdiamola Aspetta più. il passaggio. Finalmente Rodrigo, finalmente L'arbitro Rodrigo. manda tutti negli spogliatoi. Dai, che più andiamo avanti in coppa ci danno qualche soldino, speriamo. Comincia ora il secondo tempo. Che andare in Europa League sarebbe importante, ti arriva un budget incredibile. Secondo me, Rodrigo. Rodrigo. Deve svegliarsi Zaniolo però, lo pretendo. C'è la mamma sempre con noi. Servito Rodrigo. Zaniolo. Chiude bene il triangolo. Questo è un bel passaggio. Boom! Da lì. Hanno segnato. Si è svegliato il Leeds, signori. Si è svegliato il Leeds. Quarto gol della gara. Si è svegliato il Leeds e son dolori per il mondo. Stiamo calmi che 2 gol li possiamo prendere in un minuto, però Buone qualità di palleggio quest'oggi. La tiene lì di forza. oh, là, finalmente comunque una prestazione convincente anche in avanti. Gibbs. Questo dà molto morale, secondo me, bravissimo Hanno portato a Phillips. termine una grande operazione di mercato, Centrocampo è assicurando positivo su comunque, prestazioni vai Rodrigo. Si libera spazio. Può mettere da lì. Vai Zan. Zaniolo. Ci ho provato a sbloccarlo.
Ottime qualità nel possesso fin qui. Palla recuperata dagli Bravissimo. avversari. Mamma mia, il centrocampo mi sta gasando adesso però, eh? Arp. Rangel. Ha spazio per andare. Cerchiamo di non fare le cappelle, Palla bravissimo schizzatina Llorente, dopo il bravo. contrasto. Così proviamo bene anche lui. Occhio, cerca l'area di rigore. Ancora Bravo ottimo difensore che intervento. ferma tutto. Passaggio da rivedere. Attenzione perché è pericoloso. Grande Ancora palla Milenkovic. sul buon Non è che possiamo creare un bel Fioi. tackle. EA Sports vi offre la gara interna di Premier League. Ma ecco, questo non Fuori capisco. misura, palla recuperata senza problemi. Sbaglierò io probabilmente, però a volte i passaggi me li dà, io cerco di farli da una parte e vanno tutt'altra. Un po' curiosa la cosa. Agassi. O'Shea. Ok, facciamo qualche cambio. Allora, riproviamo questa cosina qua. Che se Zaniolo è un po' morto, però... allora mettiamo Dallas. Gray è morto. No, però Zaniolo deve riposare, dai. Ora facciamo così. Ok. Così mettiamo anche Dallas e non rompe i maroni. Palla in out, sarà rimessa laterale. Speriamo, se Ci sarà prendiamo la un rimonta per cambio. sti cambi mi sparo. Zaniolo era morto, Fioi. Rodrigo. Possesso palla per gli avversari. Hanno spezzato bene la trama. Rodrigo oggi mi è piaciuto, belli assist per Zaniolo. Siamo Gol. passi invitanti. Sempre così, vecchio mio. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Stiamo attenti perché manca ancora tanto, eh. Adesso vediamo anche Dallas, che ora se ci delizierà, visto che voleva giocare a tutti i costi. Cercano di aprire la difesa avversaria. Il prossimo match della Premier League li vedrà di scena in trasferta a poter seguire questa Dai, e tutte possiamo le altre farcela, partite, sì. solo qui su EA Dobbiamo sfruttare il suo Sports. calendario un po' più favorevole. Occhio all'avanzata. Milenkovic scatenato, molto bene. Vediamo anche Benford. Se riesce a tenere la categoria elevata, perché magari in Championship è una cosa, in Premier è tutta un'altra. Bellissima. Interessante la verticalizzazione qui. Può mettere da lì. Perfetto, boom. Che gol! Splendida rete! 4-1, distrutto il West Bromwich. Si passa al prossimo turno di Carabao. L'allenatore della squadra dedicata sta per effettuare cambi per la sua È formazione. molto importante per il morale, mamma mia sono contento. Finalmente, cazzo. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Mancano 3 minuti alla fine della partita. Si avvicina all'area. Perfetto. Pensare che eravamo passati anche in svantaggio. Sostituzione in vista. Veramente prestazione importante anche a livello caratteriale. Pallone invitante. Ottima occasione. Occhio. Prova in porta. Portiere che Cerchiamo si di non allunga prenderlo. e sventa la minaccia. Occhio al cross di Phillips. Buono l'intervento del difensore. Che Manca sta solo il golletto di Zaniolo e La siamo a partita posto. sono gli Passiamo il ottimi. turno. Molto bene, ciao West Bromwich. Ciao ciao ciao. Cioè 9 tiri a 2. Hanno fatto anche un gol su quei 2 tiri. Buono raga. Allegri, devo ringraziare i ragazzi. Sì, la fine è straordinaria. Vediamo se la prossima partita adesso. Ok raga, saluto il comandante veneziano, la squadra si sta riprendendo bene secondo me. Dai che se continuiamo così l'obiettivo Europa League non è possibile. Raga, alla prossima, ciao!